vince il 57° Festival internazionale del folklore il gruppo dell'India. L'India! È in archivio la 67ª Sagra del Mandorlo in Fiore, un'edizione sobria ma ricca di folklore, di entusiasmo e di partecipazione da parte di migliaia di persone. Sul palco davanti al Tempio della Concordia si è svolto lo spettacolo conclusivo del 57° Festival internazionale del folklore. Il Tempio d'Oro in miniatura Castore e Polluce è stato assegnato al gruppo dell'India, Nerdp Folk di Nuova Delhi. Il loro folklore ha messo tutti d'accordo, sia la giuria tecnica che quella specializzata, ma soprattutto il pubblico che ha avuto modo di apprezzare l'India sia negli spettacoli al Palacongressi che nelle piazze della città. Oltre 5.000 persone, molte delle quali provenienti da altre città d'Italia e tantissimi turisti stranieri hanno assistito allo spettacolo finale della Sagra del Mandorlo in Fiore. Un pallido sole ha fatto da cornice all'esibizione di tutti i gruppi folk stranieri, degli sbandieratori di Cori e di Noto e dei bersaglieri di Caltanissetta. Il gruppo del Perù ha vinto il premio per la sezione Miglior Costume. Al gruppo della Repubblica d'Irlanda è andato il primo posto per la migliore musica, premio Giancampione. Al secondo posto la Bulgaria ed ancora per la danza il primo premio è stato assegnato al gruppo dell'Adygheia, Russia. Il Cile con il gruppo Toteva Rapa Nui dell'Isola di Pasqua si è classificato al primo posto nella sezione migliore interpretazione musicale premio Gigi Casesa. Poi alla Serbia è andato il primo posto per la sezione migliore coreografia premio Pippo Agozzino, al secondo posto la Georgia. Il titolo di Miss Primavera, la più bella ragazza tra i gruppi folk stranieri partecipanti, è stato vinto dalla colombiana Nelsa. Il presidente dell'Asso Stampa Stelio Zaccaria ha consegnato il premio Ugo Re Capriata 2012 al Burkina Faso perché il gruppo, si legge nella motivazione, ha saputo trasmettere durante le esibizioni e le sfilate il messaggio di pace e fratellanza tra i popoli, soprattutto quello dell'orgoglio di un popolo tra i più poveri e martoriati della terra che riesce ad esprimere attraverso la danza solidarietà verso altri popoli e ottimismo per il futuro utilizzando i colori e la cultura del proprio paese. Infine, ad inizio di manifestazione è stata consegnata una targa speciale a Giugiu Gallo tra gli organizzatori storici della sagra e ideatore del corteo storico.